Una notizia bomba è appena arrivata direttamente dai retroscena di Castel Volturno e promette di scatenare il cuore di tutti i tifosi del Napoli. Il club azzurro, sotto la guida di Giovanni Manna e Antonio Conte, ha già la mente rivolta al mercato di gennaio. E il piano è chiaro: rafforzare due posizioni cruciali che potrebbero decidere le sorti della stagione. Ma prima di immergerci in tutti i dettagli di questa nuova mossa strategica, lascia il tuo like. Iscriviti al canale e attiva il campanellino. Perché quello che sta per arrivare dimostra quanto il Napoli sia determinato a rimanere tra i grandi d'Italia ed Europa. Dietro le quinte, il direttore sportivo Giovanni Manna lavora instancabilmente, delineando un piano preciso per dare ad Antonio Conte la rosa ideale. L'allenatore è stato chiaro: vuole giocatori d'élite, motivati e pronti a indossare con orgoglio la maglia azzurra. Le priorità sono state definite: un terzino destro e un sostituto immediato per Anguissa, che sarà assente durante la Coppa d'Africa. E la cosa più interessante è che, tra le varie opzioni valutate, sono già emersi nomi importanti sul tavolo della dirigenza napoletana. Il primo nome è quello di Rolando Mandragora, centrocampista italiano che sta attirando l'attenzione per la sua costanza e la sua tecnica raffinata. Fonti vicine assicurano che il giocatore, attualmente alla Fiorentina, sarebbe entusiasta all'idea di indossare la maglia del Napoli, club che ha sempre ammirato fin da bambino. Tuttavia, c'è un dettaglio importante: Mandragora non arriverebbe a gennaio. L'operazione sarebbe prevista per l'estate europea, quando la dirigenza avrà più spazio per negoziare i valori e liberare posti in rosa. Anche così, il segnale è stato positivo, si chiama Mandragora, ma non immediatamente. Nel frattempo, l'obiettivo prioritario per rafforzare il terzino destro è Juanlu Sanchez, giovane talento del Siviglia che viene seguito da vicino da Manna e Conte. Il giocatore spagnolo, di soli 21 anni, colpisce per la sua forza fisica, velocità e capacità di supportare l'attacco. Un profilo che si adatta perfettamente alla filosofia dell'allenatore italiano. Il Napoli sa che la trattativa non sarà semplice: il Siviglia accetta di vendere, ma il prezzo fissato si aggira intorno ai 18 milioni di euro, un investimento considerevole. Ciò nonostante, il club azzurro è disposto ad agire rapidamente per non perdere l'occasione. Se l'accordo con il Siviglia non dovesse andare in porto, il piano B è già pronto: Norton Caffey, il promettente inglese dell'Arsenal, si presenta come alternativa immediata. Ma non è solo in difesa che il Napoli intende rafforzarsi. A centrocampo, la ricerca di un sostituto di peso per Frank Zambo Anguissa è in pieno svolgimento. Giovanni Manna ha una lista di nomi da tenere d'occhio, ma uno di questi suscita particolare interesse: Kobbie Mainoo, gioiello inglese del Manchester United. Il ragazzo di soli 20 anni si sta distinguendo in Premier League per la sua maturità e il suo controllo di gioco. E Conte sarebbe particolarmente impressionato dal suo potenziale. Portare Mainoo a Napoli sarebbe un vero colpo di genio. Unire giovinezza e talento in una rosa che cerca l'equilibrio tra esperienza ed energia nuova. Oltre a questi movimenti, ci sono anche cambiamenti interni: Pasquale Mazzocchi è in partenza, lasciando spazio al ritorno di Lukaku, che tornerà a giocare sotto la guida di Conte. Il tecnico, tra l'altro, ha chiarito nelle riunioni con la dirigenza: non vuole giocatori di seconda fascia. Vuole nomi affamati di vittoria, capaci di competere ad alto livello e mantenere viva l'ambizione di riconquistare lo scudetto. Questo è il Napoli di Conte, una squadra che non si accontenta di partecipare, ma che vuole dominare, ispirare e lasciare un segno nel calcio europeo. I piani sono audaci, il progetto è solido e l'entusiasmo dei tifosi cresce ad ogni nuovo aggiornamento. Con Manna e Conte che lavorano fianco a fianco, il Napoli si muove come un gigante silenzioso, pronto ad attaccare al momento giusto. Le prossime settimane promettono di essere movimentate e il mercato di gennaio potrebbe portare novità che cambieranno completamente lo scenario della squadra. Ora, tifoso azzurro, vogliamo sapere da te: cosa ne pensi della strategia di Conte e Manna? Mandragora e Juanlu sarebbero le scelte giuste per rafforzare la rosa? E Mainoo sarebbe il sostituto ideale di Anguissa? Lascia la tua opinione qui nei commenti e dici se credi che il Napoli sia sulla strada giusta per ripetere la gloria dello scudetto. E, naturalmente, se ti è piaciuto questo aggiornamento dal dietro le quinte, lascia il tuo super grazie per rafforzare il canale e dimostrare che i tifosi del Napoli sono i più appassionati d'Italia.